Bentornati sul nostro canale. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati in questo periodo. Vi portiamo con noi nel nostro mondo, nei nostri lavori, tra le 1000 mansioni che siamo chiamati a fare, ad eseguire in questo periodo. In questo momento siamo circa a metà agosto, ormai le nostre uve, quelle più precoci, hanno già invaiato, siamo già ormai quasi pronti per la raccolta. Parlo Chardonnay, Pinot Grigio, iniziano un po' gli incroci manzoni. In questo caso ci troviamo in un vigneto di Garganega. Come vedete siamo ancora evidentemente indietro, però stanno accrescendo i grappoli e si stanno ormai sviluppando quasi completamente. Ecco, vi abbiamo fatto vedere negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, un po' lavori di produzione, cimatura, la palizzatura, la defogliatura, quindi lavori diciamo prettamente legati alla produzione dell'uva. E in questo video magari vi facciamo vedere un lavoro legato forse più alla qualità, alla conservabilità dell'uva, all'aiutare l'uva a maturare nel modo più corretto possibile, nel modo più qualitativo possibile. Come si sa, per l'uva è molto importante avere una corretta esposizione alla luce del sole, una corretta ventilazione, un corretto rigiro di aria, circolo di aria all'interno della parete fogliare, in modo tale da andare a maturare nel modo perfetto, ma anche a conservare diciamo le qualità sia organolettiche sia di salute della vite, in modo tale da non andare a subire attacchi magari di botrite qualora ci fossero situazioni invece di umidità e di diciamo di disagio per quanto riguarda appunto la salute dell'uva. Ecco, come vedete in questo momento ci troviamo in una parete esterna del filare che sta sopra a una riva, e in questo caso non riusciamo a lavorare con il trincia rispetto ad altre situazioni, al normale situazioni in campagna dove passiamo a tenere bassa l'erba attraverso appunto l'utilizzo del trincia. In questo caso l'erba sta crescendo e quindi dovremo andare a tagliarlo col nostro decespugliatore. Ecco, per fare questo lavoro usiamo il nostro decespugliatore Husqvarna. Avevamo già fatto qualche video dedicato un po' a questo attrezzo. Oggi andremo a ingrassarlo perché quest'anno l'abbiamo usato tanto, dato che dalle nostre parti c'è stata tanta umidità, tanta pioggia, quindi l'erba è cresciuta veramente molto, quindi questo lavoro abbiamo dovuto farlo più volte durante l'arco dell'estate, proprio perché in situazioni di estrema siccità l'erba tende un po' a seccarsi e a rimanere bassa. In questa situazione dove piove e c'è sole, questa alternanza ovviamente ha fatto sì che l'erba continuasse a crescere e noi dovessimo continuare a tenerla bassa, proprio per avere una situazione di maggiore qualità, maggiore rispetto della solubilità delle uve. E quindi oggi andremo a fare una piccola manutenzione del nostro decespugliatore prima di usarlo, e quindi nella seconda parte del video vi faremo vedere un po' come andremo a utilizzarlo contro le nostre erbe. Ecco, per andare a accedere al punto dove inserire il grasso abbiamo questa chiave che ovviamente serve per andare a smontare le candele eccetera, ma interessante la parte finale che presenta questa chiave, che è proprio specifica per questo decespugliatore. In genere qua finisce per esempio per le motoseghe con un cacciavite piatto, in questo caso ha una stella particolare, una testa particolare, e serve appunto per andare ad allentare la vite, che serve poi per andare a inserire il grasso. Ecco, per andare a inserire il grasso dobbiamo andare a accedere nella parte terminale dell'asta del decespugliatore, quindi quello sopra, il punto sopra alla testina, e da qua basta allentarlo e poi inserire un po' di grasso. Ecco, questa vite tra l'altro ci dà l'idea se all'interno c'è del grasso o meno. In questo caso è abbastanza lubrificata, noi sappiamo di averlo sfruttato veramente tanto quest'estate, quindi un po' di grasso andiamo ad aggiungerlo, che male non fa. Ecco, diciamo che con l'ausilio di una siringa riusciamo, attraverso il beccuccio che presenta, a inserire all'interno dell'alloggiamento il grasso. Ne buttiamo dentro una quantità che basta non eccedere troppo, insomma, in modo tale che rimanga lubrificata la testina e poi sia appunto pronto all'uso il decespugliatore. Una volta finita l'operazione di ingrassaggio basta andare a fare l'operazione al contrario, cioè chiudere questo foro attraverso l'inserimento della vite, e dopo basta tirarla leggermente con la chiave, mezzo giro, un giro scarso, ed è pronta quindi. Ecco, adesso noi abbiamo fatto anche il pieno al decespugliatore, per cui siamo pronti a partire. Vi facciamo vedere come lo mettiamo in moto e poi andiamo a utilizzarlo, vediamo come lavora. Ecco, come prima operazione andiamo a dare 3
pressioni attraverso questo, diciamo, cicchetto, in modo tale da mantenere in circolo la miscela. La miscela che usiamo è sempre al 2% come le motoseghe, diciamo. Poi qui abbiamo il regolatore dell'aria, quindi andiamo a ruotarlo in questo senso, e ultima operazione, dobbiamo andare ad azionare il tasto, diciamo il pulsante elettronico elettrico, quindi da stop lo mandiamo su run, che quindi vuol dire che può lavorare. Ecco, adesso non ci rimane che accenderlo, quindi andiamo a azionare la leva a strappo e poi lo mettiamo appunto in moto. Ecco, prima dell'utilizzo magari lo lasciamo scaldare un po', in modo tale che non andiamo a farlo lavorare a freddo, in modo tale che il motore vada alla temperatura corretta. Dopo si scalda da solo, per cui quello non è un problema, però all'inizio un minimo di attenzione ci vuole. E poi usiamo la nostra protezione per gli occhi, diciamo la tuta da lavoro e l'imbragatura, in modo tale da tenerlo in modo un po' più confortevole, dato che comunque ha il suo peso e quindi è giusto agevolare l'operazione appunto di questo lavoro, che già è pesantino di suo. Ecco, adesso abbiamo finito il filo e andiamo a sostituirlo, così vi facciamo vedere un attimo come si fa, insomma, e vi parliamo un attimo anche del filo che utilizziamo. Ecco, in questo caso il nostro decespugliatore presenta questa testina che ovviamente gira attraverso l'impulso che viene dato appunto dall'operatore e battendo si allunga il filo che fuoriesce da questi due fori. Diciamo, una volta finito bisogna andare ad allentare in questo modo la parte terminale della testina e ci mostrerà il punto, diciamo, dove inserire il filo. Ecco, noi in questo momento stiamo utilizzando un filo del 3, non è sfaccettato. Diciamo che del 3 sfaccettato forse funzionerebbe meglio nelle situazioni dove c'è un po' di erba un po' lignificata. In questo caso, vabbè, stiamo usando questo che è tondo, comunque insomma ha il suo rendimento. Ci troviamo bene con questa misura, perché ci consente di avere un buon risultato nelle situazioni, diciamo, intermedie di lavoro. Ecco, più o meno abbiamo tagliato un circa 3 metri, poi facciamo un po' a caso, insomma, a occhio. Dopo generalmente noi lo pieghiamo a metà, ovviamente, e teniamo un lembo un po' più lungo, un lembo un po' più corto, in modo tale che poi quando andiamo ad arrotolarlo fuoriescano in teoria in modo abbastanza agevole dai due fori che appunto servono poi per far lavorare il decespugliatore. Ecco, poi andiamo a alloggiare il filo e bisogna farlo, diciamo, inserire nel modo giusto, nel verso giusto, comunque c'è sempre scritto. Diciamo, questa operazione è un po' pigra,
Per fortuna non va fatta sempre, nel senso che avendo una buona scorta, una volta sistemato il filo si ha una certa autonomia e soprattutto il fatto che battendo si vada ad allungare il filo ci consente dopo di lavorare in modo abbastanza veloce. Ovviamente una volta ogni tanto bisogna un attimo fermarsi appunto e dedicarsi un attimo a questo lavoro, che serve poi però per avere una buona autonomia successivamente. Ecco, infine andiamo appunto ad alloggiare il filo all'interno di queste fessure in modo tale che poi sia pronto per lavorare, vedete. Ecco, infine, ultima operazione, andiamo a inserire tutta questa bobina sul, diciamo, l'incastro e quindi poi siamo operativi. Ecco, ovviamente noi gestiamo col decespugliatore questa riva perché non riusciamo a lavorarla con il braccio decespugliatore attaccato al trattore, che ovviamente sarebbe un po' più comodo, più agevole. Però ovviamente abbiamo alcune rive dove riusciamo ad accedere col trattore al braccio. In questo caso ovviamente, dato che abbiamo una fila piantata vicino al margine e una fila appena sotto, non riusciamo a scavallare con il braccio e venire a fare la pulizia, per cui in questo caso siamo obbligati a intervenire col decespugliatore. Ecco, in realtà esistono dei bracci un po' particolari, molto più adatti a passare, a scavallare in spazi stretti. Noi non l'abbiamo, per cui il nostro non riesce a lavorare in questo modo. Magari sarebbe carino fare prossimamente un video dove magari andiamo ad analizzare più nel dettaglio il braccio del decespugliatore e il lavoro del braccio del decespugliatore, e quindi fare un piccolo confronto tra un lavoro fatto, diciamo, col decespugliatore classico, diciamo a mano, a spalla, e quello invece attaccato appunto al trattore. Quindi magari nei prossimi video uscirà un contenuto dove andremo a parlare anche di questo concetto, insomma. Ecco, noi proseguiamo allora con questo lavoro di pulizia. Abbiamo questa scarpata, ma poi ne abbiamo altre, per cui ne abbiamo da fare. Come ogni venerdì vi ringraziamo di essere stati con noi, vi lasciamo qui in fondo magari qualche scheda, che magari recuperate qualche video se ve lo siete persi. Iscrivetevi al nostro canale, che ci fa molto piacere, e noi ci vediamo la prossima settimana.